Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. È sold out per il concerto di Bruno Risas ai Ruderi di Cirella, l'evento promosso dalla Fondazione Lilli, finalizzato alla raccolta di fondi per sostenere la ricerca contro il cancro. Sentiamo. Te ne sei accorto, sì, di tutto questo rischio calcolato, toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Notte di stelle, di musica, di suggestioni e spettacolo ai Ruderi di Cirella per l'atteso concerto di un artista calabrese tra i più amati, Bruno Risas, che torna con il quarto album di inediti A casa tutto bene, accompagnato dalla sua band. E non ti potevi mai, te ne sei accorto, no, che non c'è più le palle per rischiare. Musica di qualità e solidarietà nella tradizione di un evento giunto alla 13ª edizione, promosso dalla Fondazione Lilli Funaro, che nel solco di una lunga tradizione ha visto alternarsi nel tempo sullo stesso palcoscenico Pino Daniele, Samuele Bersani e Fiorella Mannoia, solo per ricordarne alcuni. La Fondazione si caratterizza per l'impegno nella ricerca contro il cancro. La missione della Fondazione è principalmente quella di sostenere la ricerca sul cancro. Anche questo concerto ha queste finalità, il ricavato di questa serata che vede un teatro dei Ruderi strapieno, finalizzato appunto a sostenere la ricerca sul cancro attraverso l'assegnazione di borse di studio. Nei primi anni di attività la Fondazione è riuscita a destinare oltre 150.000 euro in questi progetti di ricerca. L'obiettivo è quello di continuare a cercare di dare una speranza a chi soffre e magari dandola con un sorriso, quel sorriso che poi ha contraddistinto sempre Lilli nel corso della sua vita. Lilli, giovane studentessa di medicina, non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia, ma lei continua a vivere attraverso la fondazione l'impegno della famiglia, la grande passione che era la musica. Mamma, mamma,